As you know, role of culture is very important. Europe has cultural roots, and it is very important for our future to think about our past. Our past is our inspiration for the present moment and for the future. So we are very deeply engaged in protection of cultural heritage, and this is the reason why I'm here today in Venice, in order to support what Europa Nostra is doing. L'Italia ha investito moltissimo nella centralità della cultura come volano di uno sviluppo sostenibile sia a livello europeo che a livello internazionale, con la presidenza di turno del G20. Mi pare fondamentale sostenere chi come Europa Nostra da anni investe in questo, ha indicato la strada molto tempo prima, quindi c'è una totale sintonia di obiettivi. Culture should be understood in a broader sense. So climate change and the European Green Deal are also very important, that everything is interconnected. So it has to do with our habits of energy consumption, about our habits towards also cultural heritage, and we have always to have culture in mind when thinking about green transition and when thinking about climate change. So they are interconnected, and everything is interconnected. So if we don't protect our cultural heritage, we also don't protect our nature, and nature is an important part since we live in this nature. La pandemia ha avuto un effetto devastante sulle nostre società, sulle nostre economie, sui nostri sistemi sanitari, sulla coesione delle nostre società. Il settore culturale non è stato immune a questo virus, anzi ne ha sofferto in misura importante, anche maggiore rispetto ad altri settori. Il Parlamento ha riconosciuto la necessità di un sostegno massiccio al patrimonio europeo. Abbiamo lottato per aumentare il bilancio che era previsto nel quadro finanziario pluriannuale per il settore culturale. Abbiamo anche chiesto agli Stati membri di dedicare una fetta importante dei loro piani di ripresa e resilienza a sostegno di un settore che è il cemento sociale del mondo che vogliamo costruire, il patrimonio culturale. We have great ambitions because we want to give citizens opportunity to rethink our Europe. We want to give citizens a role in this conference on the future of Europe. We want to have them at the heart of this conference, and we want them to help us to draft European policies. And this is the reason why we rely also on citizens, but also on civil society, also on governmental officials, on national parliamentarians, on members of European Parliament, European Commission. But citizens are at the heart, and we want them to deliberate on an equal footing. And this is the reason why also Italian citizens and citizens from this region are very important in European citizens panels. And looking forward to their deliberations on taking their ideas, their concerns, their hopes into consideration after analysis of what will happen in the end with the conclusions. So we are very happy to have also Italian citizens with us. Sono Piero Savaris, vengo da Belluno, ho 27 anni. Sono uno studente, faccio un master a Tor Vergata, uno studente di Tourism Strategy and Cultural Heritage, e faccio il cameriere part-time nei weekend per prendere un po' di soldi, insomma. Mi chiamo Enzo Gorza, vivo a Feltre, ho 69 anni e sono pensionato. Sicuramente è importantissimo per me dal punto di vista della mia formazione, perché mi consente di affacciarmi in un mondo di cui non so niente e di mettermi alla prova. E cosa più importante, credo che ci si lamenti sempre che non si possono cambiare le cose, che non funziona niente. Ecco, questo è il momento per noi di poter fare qualcosa. Sicuramente non ho l'ambizione, ho l'ambizione, ma non ho la pretesa di cambiare le cose, perché sarebbe un pensiero un po' ingenuo. Però nel mio piccolo credo di poter fare qualcosa, di poter dare un piccolo contributo, e quindi questo è quello che spero di fare. Mi aspetto che si mettano le basi per un'Europa più vicina ai cittadini e che si disegni un'Europa che ci supporti nelle varie fasi della nostra vita. Penso alla nascita, ecco, tutti i nuovi nati in Europa avranno diritto a una vita dignitosa e senza diseguaglianze.
Un'Europa di domani sarà un'Europa, direi, solidale ed accogliente. Ecco, questa è la mia visione dell'Europa nel 2050. Enzo, lei ha l'età per ricordarsi l'Europa disunita e aver vissuto anche l'Europa unita. Un messaggio a quelli della sua età ma anche ai giovani sul percorso che dobbiamo fare insieme? Crederci, bisogna credere che l'Europa può essere qualcosa di diverso da quello che noi vediamo oggi. È troppo lontana dal cittadino. Noi abbiamo dei parlamentari che non conosciamo e non sappiamo cosa fanno. Ecco, una vicinanza, l'Europa deve avvicinarsi ai cittadini e questa esperienza che stiamo facendo è quella, adesso i cittadini si avvicinano all'Europa, che ci sia questo interscambio. I think that the most important role is the role of media nowadays, so I'm really thankful to be able to explain what is the Conference on the Future of Europe and what is multilingual digital platform, which means that citizens can come to this platform regardless of their age or regardless of their origin in 24 different European languages, and to say what are their ideas, what are their concerns, they can organize events, they can give us feedback from these events. So it is very important that media are multipliers of this idea. So thank you for having me today, and I hope you will try to explain to your audience what is a multilingual digital platform, the hub of the Conference of the Future of Europe.